Siamo circa 6-7 persone che stiamo cercando e facciamo un numerosissimo un elevato numero di colloqui ai quali però troviamo una poca risposta. Trovare lavoratori è difficile, assumere diventa un'impresa ardua per le imprese, un po' in tutti i settori, come ci spiega Luigi Bazzollo, titolare di Vebi Istituto Biochimico e presidente di Union Chimica Confapi Padova. L'allarme, in un contesto come quello veneto, fatto di tantissime piccole e medie imprese, è diffuso. Fabbrica Padova, centro studi di Confappi, ha incrociato i dati più significativi messi a disposizione da Veneto Lavoro e Union Camere, fotografando con i numeri la situazione che raccontano gli imprenditori. La prima cosa che ci domandiamo è se la curva demografica in questo momento noi stiamo cercando in questo caso dei giovani con più o meno esperienza in queste aree, stiamo parlando di aree produttive dove non chiediamo in questo momento un'altissima professionalità, in questo caso, in altri casi assolutamente sì, ma in questo caso no. E ci domandiamo dove sono i ragazzi. Il saldo tra assunzioni e cessazioni è pari a 29.500 posti di lavoro dipendente in più. La crescita registrata nel 2022 nella regione è determinata esclusivamente dai contratti a tempo indeterminati, aumentati nel corso dell'anno a 37.400 unità e più del 26% in termini di domanda di lavoro. Manca il personale, anche se molti settori sono in espansione. Bisogna ritrovare la cultura del lavoro, sottolinea Bazzolo. Sicuramente noi dovremmo cercare di trovare una maggior voglia di avvicinarsi al lavoro. Le difficoltà dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista anche delle limitazioni che giustamente ci sono, rendono molto difficile per un giovane che ha voglia anche andare a lavorare in estate a trovare lavoro o farlo. E questo penso invece che sarebbe una cosa che dovrebbe essere spinta.